Signore e signori, buonasera, benvenuti in questa serata che come ogni anno si svolge in questo meraviglioso contesto. La serata è dedicata alla moda in tutti i vari aspetti. Stasera su questa straordinaria passerella sfileranno le nostre ragazze che diventano modelle, molto orgogliose e molto emozionate. E questa sera vedrete le creazioni di Laura, Emozioni Tessili, che è una realtà sartoriale in continua esplorazione di tecniche, design e tendenze. È aperto al pubblico da gennaio di quest'anno presso la Lava Asciuga di via Celio Nanino 95. Lei ha il suo laboratorio dove c'è la lavanderia Self Service a Reana, vicino al discount. La sfilata di stasera si intitola Un bouquet in passerella e si ispira al bouquet e ai fiori, come vedete si ispira anche il nostro palco, per cui vediamo questi meravigliosi quadri fatti dalla signora Di Giorgio Rosetta, che si dedica da più di 20 anni alla pittura, che è la sua passione. La Rosetta ha sperimentato varie tecniche pittoriche, frequentando e seguendo vari corsi negli anni, e ha partecipato a varie manifestazioni e mostre collettive. Per chi vuole ha piacere di conoscere e di parlare con lei, dopo ve la presento alla fine. Poi ci sono le creazioni dei palloncini di Daryl Iris, che è una libera professionista che lavora a domicilio a Tavagnacco, che riesce a trasformare in modo stupefacente tutte le feste, compleanni, battesimi, matrimoni e chi più ne ha più ne metta. Potete seguirla sui social oppure conoscerla anche lei dopo la sfilata. Ci lascerà i palloni per tutta la durata dei festeggiamenti con i suoi bigliettini da visita per chi desiderasse avere il contatto. Dunque io direi di di partire con la prima uscita delle modelle. È pronta la musica e sono pronte anche le modelle probabilmente. La Laura ha un po' anche l'arte del riciclo. Ecco la nostra Mayuri. La Mayuri, come vedete, è una borsa in foglia di palma canna freccia, con dei colori completamente naturali da estrazione da barbabietola, mango, banana e fango. Tutti gli accessori ve li spiegherò dopo, borse, collane, orecchini, sono dell'artigianato Otto, che vedete il gazebo
qua a fianco al nostro palco, se dopo volete andare a conoscere l'artista. Ultima uscita Alessia, una rivistazione di una giacchina Chanel realizzata in velluto, che può cambiare taglia, si allarga, si restringe. Adesso avete visto le nostre prime 5 modelle, che sono Elisabetta, Sara, Elisa, Mayuri e Alessia, l'ultima che conclude la prima uscita di modelle. Mentre queste modelle si cambiano e altre si preparano, vi presento 2 coppie di ballerini di alto livello del Fani Center di Feletto Umberto. Purtroppo lo spazio, ve lo dico subito, è molto limitato, pertanto lo spettacolo non sarà come, non è come l'avrebbero voluto loro, perché lo spazio è limitato, però faranno del loro meglio. E sono 2 coppie, Antonio e Martina e Stefano e Alessia, che sono finalisti ai campionati italiani. Ci delizieranno con un ballo ciascuno, Antonio e Martina con un cia-cia-cia e Stefano e Alessia con uno slow fox, però mi tocca spostare il microfono e andarmene.
infatti la pedana, la passerella lì che è stupenda è un po' inclinata e non è facile per loro che sono abituati a pedane di alto livello. Bravissimi. Allora ci prepariamo per la seconda uscita. Nella seconda uscita vedremo 4 modelle, 4 ragazze delle nostre che sono prontissime. Ringrazio già il nostro DJ Mario Castelletto che è sempre prontissimo, affidabile e ci capiamo al volo. Stefania, come vedete ha un corpetto a bustier e gonna a tubino e un outfit da aperitivo serale ed è abbinato ad un giacchino in ecopelle ricamato con una farfalla. La farfalla l'ha ricamata un mare di creazioni di Sharon Cecchini di Buia che si trova sulla Osovane, via Provinciale 45. Ecco la nostra Giulia con una collezione origami, completo in cadì, morbido e cascante. Anche questo completo riesce a vestire più taglie. Collana e borsetta cilindrica con perline in vetro. Ecco, vi prego per piacere di non giocare con la palla. Ecco, grazie mille. Sara una collezione origami, camicia kimono, abbinato a dei pantaloni setosi in fantasia. Ultima modella della seconda uscita. Giulia, abbiamo 2 Giulie che fanno le modelle stasera. Giulia un top e pantaloni in maglina, pantaloni taglia unica che possono essere annodati in diversi modi e degli orecchini bellissimi in perline di vetro. Ecco, mentre adesso le ragazze, le modelle si cambiano, vi parlo di questo gazebo che vedete a fianco al palco, perché la nostra stilista Laura ha molti intrecci e varie collaborazioni con altre signore, con altre artiste creative come lei. Una di queste è Carol Iatte, che ha un progetto che si chiama Progetto Otto. È nato con l'intento di valorizzare l'artigianato industriale colombiano e stasera potrete vedere alcune creazioni: borse, cappelli, collane ed orecchini creati a mano da artisti artigiani della regione dell'Amazzonia e della Guaira. Così questa sera celebriamo un incontro speciale tra la moda italiana e la cultura indigena colombiana. Ogni creazione è unica e ripetibile e chi la indossa porta con sé una storia e una memoria viva. Potrete conoscere l'artista che dopo chiamerò sul palco alla fine, e questa sfilata è un omaggio alla bellezza che nasce dall'incontro e alla forza della collaborazione fra mondi lontani ma comunque compatibili. Un applauso a quest'artista Carol Iatte. Siamo arrivati adesso alla terza uscita, spero che le modelle siano pronte perché da qua non riesco a vederle.
is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Aspettiamo la prima modella della terza uscita. La prima modella, intanto che aspettiamo Mayuri. Eccola qua. Top e pantalone in viscosa di taglia unica che possono essere annodati in diversi modi. Borsa in foglia di palma, canna freccia, colori completamente naturali, estratti da barbabietole, mango, banana e fango. Dopo Mayuri dovrebbe arrivare Giulia. Giulia indossa un completo delicato dal sapore anni 50 e una collana che ricorda il merletto. La nostra Caroliate ha abbinato tutte le collane, tutti gli accessori per ogni vestito, a seconda del colore. Adesso dovrebbe arrivare Stefania. Con un panta short e camicia kimono in raso. Mi piacciono tutti questi fotografi in fondo, siete fantastici. Sono Danilo, sono il fotografo Paolo Costa, Roberto Comuzzo e Marco Vidoni che ci sta facendo la diretta su YouTube. Siete tutti in diretta. Ecco, finita questa uscita con Elisabetta, ultima. Questo abito top e gonna è stato fatto riutilizzando delle camicie maschili. Ecco, la Elisabetta l'abbiamo riaccolta quest'anno fra le modelle perché per qualche anno non è potuto venire e a braccia aperte. Siamo molto felici di riaverla con noi. Adesso è finita la terza uscita e tocca di nuovo, do la scena ai ballerini del Fani Center di Feletto. Antonio e Martina ci faranno una rumba, Stefano e Alessia un jive. So che finirà
la quarta uscita, dopo questo bellissimo spettacolo. Direi di preparare la musica, che le modelle sono prontissime. Ok, allora il primo applauso sarà per Elisa. Eccola qua. Vi ricordo che queste modelle sono state preparate per bene, trucco e parrucco, offerto dal Salone Nuovo Stile di Stefania Mauro, che si trova in località Morena, dietro a Pitarello. Ogni anno Stefania e il suo staff si preparano le modelle. Ecco la nostra Maiuri. Si dedicano il sabato pomeriggio, e anche dietro per gli ultimi ritocchi ci sono Stefania e il suo staff. Vedete, dato che il tema è floreale dei bouquet, guardate che bellissima rosa che ha Maiuri sulla spalla. Prossimo applauso per Giulia. Eccola qua. Modelle sono veramente brave e disinvolte, perché tante di queste modelle lo fanno solo stasera per noi e per voi. Invece certe sono più esperte, come Elisabetta, che vedete adesso sfilare. Svolazzante di organza di setta e il corpetto con piega a ventaglio, con un tessuto di arredo, pensate. Di quest'anno, la prima volta che sfila qui in questa meravigliosa passerella, che ringrazio sempre anche i montatori di questa passerella, che lo fanno il sabato mattina, vengono apposta e domani mattina ritornano e la tirano via e la disfano, purtroppo, perché altrimenti non potrebbe stare per tutta la durata dei festeggiamenti. Ecco, allora la quarta uscita è finita, aspettiamo che le modelle si cambino, che si preparino, e vi racconto qualcosa di questa Laura, la nostra stilista di stasera, che da sempre alimenta le esperienze sartorali, esplorando, immaginando e realizzando quasi tutto ciò che è possibile creare con stoffa, filo e colori. Laura allarga le sue competenze migliorando tecniche di modellistica. Lo stile è il risultato di ricerche appunto
appunto di modellistica che tendono a fondere stili e tradizioni. E pur essendo molto lineare, nello stesso tempo è molto ricercato questo stile di insolito. Per cui chi indosserà i capi di Laura proverà emozioni di dolcezza, comodità e unicità. Poi se avete dei capi nell'armadio che non mettete più, che non vi piacciono più, che sono passati un po' di moda ma vi dispiace buttare, affidateli a lei. Con le sue mani farà dei grandi capolavori. E lei promuove appunto, Laura, il tema della sostenibilità in versione glamour, un messaggio semplice ma potente, ovvero l'uso consapevole ed il riutilizzo degli abiti, dando loro nuova vita, nuove forme, oppure rendendoli più moderni. E questo fa contribuire non solo a ridurre l'impatto ambientale dell'industria della moda, ma anche nel vestire le donne di un fascino unico ed irresistibile, perché il dialogo fra stile e sostenibilità produce risultati molto stimolanti. Ogni capo usato ha una storia e noi aggiungiamo anche un capitolo di cui possiamo scriverne il seguito. Modificare con consapevolezza le nostre abitudini è il primo passo per cambiare il corso degli eventi. E la moda sostenibile non è solo una tendenza temporanea, ma un impegno costante verso un futuro migliore. Vi ricordo che Laura Emozioni Tessili ha il laboratorio Morning Nuovo, ma però aperto al pubblico da gennaio qui a Reana del Royale, la sartoria dentro alla lavanderia Self Service, di fronte al centro commerciale Discount, dove potete chiederle anche delle riparazioni, modifiche sartoriali, sia su confezione che su misura. E io credo di aver finito tutto quello che mi ero scritta qui, perché spero che le modelle della quinta uscita siano pronte. Da qui ovviamente non vedo quello che succede, ma mi fido, perché ormai le nostre ragazze sono molto veloci. Eccola! Cominciamo con Stefania. Con questo abito in cadì dorato, mezze maniche a corolla. Bravi, fate begli applausi alle nostre ragazze. Dopo Stefania dovrebbe arrivare Giulia, anzi tutte e due, prima una e poi l'altra. Eccola qua. Giulia, hai un fan club? Sta sorridendo, la vedo da qua. Passiamo da una Giulia a un'altra. Diciamo che la serata è anche splendida, c'è un'arietta, guardate com'è. Questi tessuti morbidi riescono a svolazzare. Abbiamo un meteo molto favorevole, ma noi di Reana ci affidiamo e anche questa serata è veramente splendida. Durante il giorno caldo e la sera questo bel venticello. Ecco Elisa. Anche Lisa ha una bella rosa. Queste creazioni floreali che non sono solo qui sul palco, come vi ho detto, ma anche sulle nostre modelle, oltre che su questi bellissimi quadri, queste bellissime sculture di palloncini. Ultima modella della quinta uscita,
Allora, sarà un finale un po' particolare. Noi non abbiamo fatto nessuna prova, per cui è tutto in diretta. E vediamo se le cose vanno come avevamo programmato. Allora, questo finale sarà aperto di nuovo dai nostri super ballerini, Antonio e Martina, che ci faranno, che balleranno un jive, e Stefano e Alessia, un valzer viennese. Sono ballerini del Fanny Center. Il Fanny Center, permettetemi due paroline, è diretto dai nostri compaesani Katia Maestrutti e Fabio Chiandetti, che vi invitano tutti al Festival del Ballo nella loro scuola di Feletto il 14 settembre dalle ore 15, dove potrete provare e scegliere tutte le discipline che vi piacciono per un pomeriggio indimenticabile. Ricordatevi, 14 settembre al Fanny Center di Feletto.
avete visto, che era di Elisabetta, era un abito da sposa. E io adesso vi dicevo il bello della diretta perché non abbiamo provato. Io la farei allora uscire di nuovo, se è ancora lì. Elisabetta, Giulia, Sara, Stefania, Elisa, Mayuri, Giulia, Alessia, la bellezza di 8 modelle. Adesso queste modelle aspettano un attimino lì, vediamo se i ballerini escono di nuovo. Forse no? Eccoli! Allora questi sono i ballerini del Fani Center, Stefano e Alessia, e Antonio e Martina. Li ringraziamo per questo spettacolo all'interno della nostra serata, che mi auguro che vi sia piaciuta. Adesso invito in passerella anche le protagoniste di questa sfilata, che sono la stilista Laura, che è emozionatissima. Vediamo se c'è o se è scappata. Allora Laura, poi vorrei qui sul palco Caro Liazze degli accessori. Potevi fare anche la passerella. Ecco Laura, fate la passerella che vi vedono bene. Attenzione agli scalini. Laura, Caro Liazze, Dari Iris per i palloncini. Dov'è Iris? Vai Iris. Poi la pittrice di questi quadri meravigliosi, Rosetta Di Giorgio, che è di Prata Mano. C'è Rosetta? Mentre aspettiamo Rosetta, chiamo lo staff del Nuovo Stile di Stefania Mauro. Mettetevi qua sul palco con me. Ecco Stefania con Alessandra, figlia di una degna madre. Io le ringrazio di cuore perché ogni anno dedicano ore e ore e ore a preparare il trucco e parrucco di tutte le modelle. Mettetevi qua sul palco anche voi. C'è uscita Rosetta? Sì? Fai così Rosetta. E complimenti per i tuoi quadri. Poi ringrazio la fioreria Floor Garden di Reana per tutti i vasi e gli addobbi floreali, e il comitato festeggiamenti e la parrocchia di Reana, il comitato festeggiamenti dell'Assunta, i montatori della passerella, tutti quelli che ci credono, quelli che mi permettono ogni anno, mi danno carta bianca per scegliere una serata come questa, il DJ Mario Castanetto e tutte le signore che hanno lavorato dietro le quinte che non avete visto, che sono state preziose, e i fotografi, Danilo, che è il nostro fotografo ufficiale della Sagra di Reana, Paolo Costa, Roberto Covuzzo e Marco Vidoni, che ci ha fatto la diretta su YouTube. Bravo, grazie Marco, penso che si possa rivedere la diretta, vero? Sì, mi fa così. Io vi ringrazio, chiamo fuori di nuovo le modelle, ma mica non sarete scappate. Se ci sono le modelle escono? Non ci sono? Io intanto vi invito, eccole qua, un ultimo grande applauso, bravissime!
prossimi eventi dei festeggiamenti Notte dell'Assunta. Domani mattina abbiamo la marcia, 12ª marcia dell'Assunta, parte alle 9 e la cucina domani è aperta anche a mezzogiorno per chi vuole approfittare. Con questo caldo è meglio non cucinare a casa ma venire in questo bellissimo parco. E poi continuiamo ogni sera fino al 15 agosto e il 15 agosto ci sarà una grande serata di fuochi, uno spettacolo veramente grandioso pirotecnico. Ecco, vi saluto tutti, vi ringrazio, permettetemi una piccola parentesi per ringraziare mio marito che mi sopporta e mi supporta oggi, anche gli altri giorni ma oggi specialmente.